Quest'anno le luci sono aumentate, è cambiata la scenografia, oltre che le canzoni è cambiata anche la scenografia, quindi tutta la ringhiera è diversa, le sfere sono diverse, ogni anno aggiungo, tolgo qualcosa e aumento sempre il numero di luci. E quest'anno però l'abbiamo trasformata da un'accensione delle luci di Casa Pasqualotti, è diventata una festa di quartiere. Infatti abbiamo chiuso la strada, c'è stato il sindaco, gli alpini hanno dato una mano, il Family Fest ha portato la macchina per fare i popcorn, eccetera, quindi un po' per tutti. Più o meno quante luci ci sono? Siamo sulle 6.000 luci. C'è una domanda che insomma forse in tanti si faranno. Per quanto riguarda la bolletta della luce, le fa No, paura? la bolletta della luce è poca perché la luminosità è al 50%, poi se notate non c'è quasi mai il bianco che è la somma dei tre colori, quindi alla fine sono circa 50 centesimi al giorno, quindi è una spesa accettabile. Una festa di quartiere, sta già pensando al prossimo anno? Sì, già partito il progetto del prossimo anno, le nuove idee che saranno parecchie. Cambierà parecchio della scenografia e chiaramente rimarrà sempre con la possibilità di chiudere la strada e così via. Mi pare che l'adesione c'è stata, le persone sono state contente e quindi è una bella festa. C'è un augurio che vuole fare al suo quartiere in generale a chi vedrà questo video? Beh, l'augurio è tanto un buon Natale a tutti sicuramente e poi di riuscire a partecipare in più, cioè di coinvolgere più il quartiere. Ecco, se fossero altre 100 persone qua sarebbe stato ancora più festa di quartiere.